terza lista ci sono delle persone sicuramente anche interessate al mondo agricolo, ma vediamo degli interessi che non sono molto trasparenti. Non fa tanti giri di parole il presidente di Coldiretti Treviso sul fronte rinnovo dei vertici al Consorzio di Bonifica Piave, per inciso il più grande del Veneto. Nel mirino non tanto la lista delle altre due associazioni degli agricoltori, CIE e Confagricoltura, ma Acqua di Marca, nata da quelli che sono già stati definiti i ribelli del Piave. Tra loro consiglieri in carica ed ex vicepresidenti dell'epoca romano, critici sull'operato dell'attuale presidente Amedeo Gerolimetto, che invece Polegato difende così. Questa gestione è stata fatta in maniera molto oculata in questi anni, con tutte le difficoltà del caso, perché insomma veniamo da anni difficili, l'abbiamo visto con il Covid, l'abbiamo visto col 22 con una grande siccità, l'abbiamo visto dal 23-24 invece con problemi inverso, con situazioni difficili da gestire per le bombe d'acqua che abbiamo visto, però il Consorzio è sempre stato attento e ha sempre monitorato e ha dato delle risposte importanti. Sotto accusa dalla terza lista l'assenza del Consorzio Piave nella conta dei beneficiari per i contributi del PNRR. Anche qui il presidente di Coldiretti controbatte. Non è solo il Piave che non ha avuto i soldi, ma gran parte dei consorzi di bonifica. Però abbiamo un impegno che stiamo portando avanti con la Regione, con l'assessore Canner, perché arrivino almeno una parte di quei fondi, si parla di oltre 20 milioni di euro, che sembrano ormai addirittura d'arrivo. Politica che secondo Polegato sarà chiamata in causa per il grande progetto incompiuto del Piave, ovvero lo sfruttamento delle cave dismesse come bacini di laminazione, serbatoi di riserva idrica e a difesa dalle inondazioni. La politica si metta a disposizione per far ragionare i proprietari di queste cave che non avendo un utilizzo oggi sensato potrebbero veramente fare un'opera chiaramente compensata da altre cose, ma che possa essere un'opera appunto ingegneristica tale che metta in sicurezza nei nostri paesi. Anche il presidente Polegato è convinto che queste elezioni saranno più sentite dai cittadini, oltre che dagli agricoltori, soprattutto nelle zone colpite dalle recenti inondazioni e in collina dalla siccità. Il cittadino in questa fase sicuramente sarà una voce importante che mi auguro sia di supporto alla buona gestione che c'è stata in questi anni, ripeto, perché nonostante quello che dicono gli altri non si poteva fare di meglio con tutte le difficoltà che ci sono state e lo sa benissimo anche chi capeggia la terza lista, che è stato lì per 20 anni e che sicuramente pensa che quel consorzio magari possa essere in qualche maniera di sua proprietà. Non lo è, perché comunque dobbiamo pensare che è di tutti e per il bene di tutti va gestito con questo spirito. Non si possono avere interessi personali in un contesto così, diciamo, sociale.